Buongiorno, i titoli di Sicilia 24. Catania, Sant'Agata è tornata tra i devoti, la messa dell'Aurora e l'avvio della processione per il giro esterno. La nostra diretta su Antenna Sicilia e Telecolor e in streaming sulla Sicilia Web. L'orrore nei giorni di Sant'Agata, vi imploro, vi supplico, lasciatemi andare. Il terribile racconto della tredicenne stuprata dal branco nei bagni di Villa Bellini. 7 i giovani egiziani fermati. Il governo punta al sud come hub energetico. La premier Meloni ieri a Catania, nello stabilimento Enel 3 San, annuncia l'accordo di sviluppo e coesione con la regione. Siccità, piaga per l'agricoltura, l'allarme dell'Università di Palermo: se non pioverà sarà un dramma. A Trapani alcune zone a secco per la condotta ancora fuori uso. Ponte sullo Stretto, via gli espropri, arriveranno a metà febbraio, già si preannuncia un contenzioso giudiziario. Al mercato ortofrutticolo di Siracusa la merce invenduta viene donata alle persone in difficoltà. Calcio, vittoria del Messina sulla Virtus Francavilla, 10 punti nelle ultime 4 gare, i giallorossi in questo momento fuori dai play-out. Il Catania martedì di scena a Picerno. Buongiorno e eccoci qua, anche buona domenica. Stamattina Sant'Agata è tornata tra i devoti. Da ieri vi stiamo raccontando la festa con la maratona televisiva su Antenna Sicilia e Telecolor e sul sito La Sicilia Web. Stamattina la messa dell'Aurora, poi l'inizio del giro esterno. Ci aggiorna su tutto Adelaide Barbagallo, che sta seguendo appunto la processione. A te la linea. Grazie Giusy, stiamo seguendo la processione del giro esterno di Sant'Agata, una processione che è iniziata subito dopo la messa dell'Aurora. La nostra diretta è iniziata alle 5 del mattino in una piazza gremitissima di fedeli e di devoti. Oggi è domenica, la bella giornata sta favorendo la processione e anche tutte le persone che vogliono seguire questa parte di festa di Sant'Agata. In cattedrale sono risuonate forti le parole dell'arcivescovo Luigi Renna, un'omelia con dei passaggi molto impegnativi, delle esortazioni che vi invitiamo a sentire nel servizio di Simona Mazzone. Sant'Agata torna tra la sua gente. Oggi, prima del giro esterno del Fercolo, la giornata si è aperta con la solenne messa dell'Aurora in cattedrale, celebrata dall'arcivescovo Luigi Renna. Una chiesa gremita ai fedeli riuniti in preghiera. Renna ha ricordato il significato dell'Aurora, il martirio di Sant'Agata e Don Pino Puglisi attraverso le parole del Papa. Poi si è rivolto alle famiglie. I mariti, mi raccomando, siano accanto alle mogli con tenerezza, senza sprezzo, peggio violenza. E voi mogli, amate i vostri mariti. State attente però, amore non vuol dire subire violenza e tradimenti dal marito, essere messe a tacere dai mariti e pensate, da suoceri e suoceri che sono peggio di Quinziano e di quella cattiva madre che fu Afrodisia. L'importanza di far studiare i figli, così non subiranno ricatti da imprenditori senza scrupoli e persino dalla mafia. Cosa fai per tuo figlio? Cosa dai a tuo figlio? Lo studio? Allora sarà libero un domani, perché non dovrà piegarsi né ad un imprenditore che lo sfrutta dandogli un salario da fame, né alla mafia che recluta i ragazzi più fragili per renderli uomini che non avranno mai un futuro dignitoso. E il monito verso quei genitori che danno armi in mano ai ragazzi. Le armi esibite o date ai figli sono il peggior insegnamento che un padre possa dare. Colui che dà la vita e mette in mano al figlio una pistola, dopo avergli dato la vita, gli dà la morte. Poi Sant'Agata tra commozione e applausi è uscita su Piazza Duomo, da dove è partita la lunga processione. Ieri la prima giornata dei festeggiamenti si è chiusa come da tradizione con gli spettacolari fuochi della cosiddetta Sera del Tre. Musica e giochi di luce sullo sfondo della cattedrale. Per motivi di sicurezza non si è invece tenuto lo spettacolo con 400 droni che avrebbero dovuto proiettare in cielo immagini della città e della Santa Patrona.
L'orrore nei giorni di Sant'Agata, vi imploro, vi supplico, non mi fate del male, lasciatemi andare. È il terribile racconto della ragazza stuprata dal branco nei bagni della Villa Bellini. 7 giovani egiziani fermati, già uno è stato inchiodato dalle tracce del DNA, al vaglio anche l'analisi dei cellulari. Sentiamo Tonino De Mano. Vi imploro, vi supplico, non mi fate del male, lasciatemi andare. Sono state queste le agghiaccianti parole con le quali la tredicenne violentata il 30 gennaio scorso nei bagni pubblici di Villa Bellini di Catania ha tentato di dissuadere i componenti del branco formato da 7 ragazzi, 3 dei quali minorenni di origine egiziana. Lo stupro è avvenuto davanti agli occhi del fidanzato 17enne della vittima, che è stato tenuto fermo dagli altri 5 ragazzi. Tutti sono stati riconosciuti dai 2 fidanzatini in un drammatico confronto all'americana. L'episodio, di una gravità inaudita, meritava risposte immediate che in effetti ci sono state. L'analisi dei cellulari e del DNA, la collaborazione di uno dei giovani egiziani presenti sulla scena, le immagini di videosorveglianza e il coordinamento tra 2 procure che ha visto impegnati il procuratore aggiunto di Catania Sebastiano Ardita, il sostituto Anna Trinchillo e il procuratore per i minori Carla Santocono hanno consentito di chiudere il cerchio in 48 ore. L'ultimo del branco è stato infatti intercettato mentre era pronto a lasciare la comunità alloggio in cui era ospitato. I fatti: i 2 ragazzini stavano passeggiando quando sono stati accerchiati dal gruppo di extracomunitari. Fin da subito avrebbero iniziato ad importunare la ragazza, palpeggiandola anche nelle parti intime. Nonostante i 2 fidanzati avessero cercato di opporsi all'aggressione, quindi di allontanarsi, la situazione nel giro di pochi istanti sarebbe subito degenerata. La coppia è stata bloccata dal branco e trascinata fino ai bagni pubblici. Il gruppo si sarebbe a tal punto diviso, con una parte che avrebbe tenuto fermo e percosso il fidanzatino, costringendolo ad assistere impotente agli abusi, mentre un'altra parte avrebbe spinto all'interno dei gabinetti la giovane, che sarebbe stata poi a turno violentata da 2 ragazzi del gruppo, mentre gli altri avrebbero fatto la spola, assistendo alla scena da sopra il muro divisorio della toilette. Solo in seguito, dopo il secondo abuso, la tredicenne avrebbe trovato la forza di liberarsi e di fuggire insieme al fidanzato. A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti che si trovavano nella centralissima via Etnea. I 7 indagati, 3 in carcere, 1 ai domiciliari e 3 in un centro di prima accoglienza, si legge in una nota congiunta delle procure, erano entrati in Italia da minorenni e, in forza della legislazione vigente, non possono essere espulsi. E non mancano le iniziative di solidarietà. Uno striscione con la scritta "Sorella, non sei sola" è stato esposto nella scalinata di Villa Bellini. Il governo Meloni punta al sud come hub energetico del paese e d'Europa, ma non soltanto. In arrivo anche la firma dell'accordo di sviluppo e coesione. Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni ieri a Catania per firmare il contratto di sviluppo della 3SAN. Sentiamo Maglio Viola. Arriva l'accordo di sviluppo e coesione per la Sicilia. Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni a margine dell'incontro per la firma del contratto di sviluppo dell'azienda della 3SAN nell'Etna Valley. Un accordo che metterà in campo opere strategiche, tempi e modi di realizzazione delle stesse, con l'uso dei fondi FSC, appunto di sviluppo e coesione, secondo una logica di impiego senza lungaggini. Tra qualche settimana, stiamo lavorando col Presidente Schifani, che ringrazio, presenteremo l'accordo di sviluppo e coesione con la Sicilia, che sarà tra l'altro uno di quelli finanziariamente più rilevanti. Anche qui opere strategiche. In Italia si smette di non spendere risorse che sono disponibili. Ogni singolo euro deve arrivare a terra per risolvere problemi dei cittadini. Ma per la premier è stata l'occasione anche per ribadire l'importanza della ZES unica del Sud Italia e fare il punto sulla strategia di sviluppo che il governo sta mettendo in campo, nonché sull'uso e rimodulazione dei fondi del PNRR. Alla fine del 2023 l'Italia aveva ottenuto il pagamento della terza rata del PNRR, aveva presentato gli obiettivi della quarta rata, aveva ottenuto il pagamento della quarta rata ed è la prima nazione europea ad aver presentato gli obiettivi della quinta rata, tanto perché dovevamo essere fanalino di coda nell'attuazione del PNRR. La stessa rimodulazione va incontro anche alle esigenze degli agricoltori che in questi giorni sono in piazza. Il comparto agricolo per noi è importante, ha detto la premier, snocciolando le risorse che si sta per mettere in campo per loro. Le risorse del PNRR dedicate al mondo degli agricoltori, che per noi è particolarmente importante, passano da 5 a 8 miliardi di euro, ma abbiamo concentrato per esempio oltre 6 miliardi di euro. Fondamentali poi, ha concluso, gli investimenti nella direzione dell'autonomia energetica, nella quale l'innovazione e il Mezzogiorno saranno strategici, e nei rapporti con il continente africano, che faranno dell'Italia anche il punto di transito verso l'Europa di quell'energia prodotta dai paesi terzi.
Acqua agli sgoccioli in Sicilia, la siccità che avanza, se non pioverà nelle prossime settimane sarà un dramma. Lo dicono gli esperti dell'Università di Palermo e parallelamente proseguono le proteste degli agricoltori. Marco Gullà. I trattori resteranno accesi in segno di protesta. L'agricoltura siciliana è in crisi. Da un lato ci sono le manifestazioni degli agricoltori, dall'altro c'è un dato sempre più drammatico riguardo la siccità. La Sicilia resta l'unica regione d'Italia in zona rossa per carenza di risorse idriche, in compagnia con Marocco e Algeria. Una situazione che si trascina da mesi e che è amplificata da temperature autunnali e invernali al di sopra della media. E se non pioverà nelle prossime settimane, i contorni saranno ancora più gravi. Il fatto che fino ad oggi siamo a una percentuale irrisoria della piovosità che avremmo dovuto avere in questo periodo pone interrogativi enormi. Se dovessimo continuare ad essere in questa condizione nei prossimi mesi, certamente saremmo in uno stato di grave emergenza, il cui primo effetto sarebbe un'accentuazione del conflitto per la distribuzione dell'acqua tra le città e le campagne. Insomma, si rischia tanto, un'annata fino adesso disastrosa, la siccità che avanza. Io sono stato in campagna la settimana scorsa, sarei potuto andare in campagna in mocassini. Mi ero messo le scarpe da caloce, non servivano a niente, sarei potuto andare in campagna in sandali, non c'era un goccio d'acqua nei terreni, gli invasi collinari erano asciutti, e sto parlando di campagne importanti del centro della Sicilia, e le piante seminate, che so il favino, erano alte 3 centimetri, non 20. È evidente che ci sono state di grandi difficoltà. E anche questo weekend si sono susseguite manifestazioni e proteste degli agricoltori che continueranno anche a partire da domani. Il Comune di Trapani, per fronteggiare l'emergenza idrica, domani effettuerà un bypass idrico per dare acqua in alcune zone della città rimaste all'asciutto. Sentiamo il servizio. Alla luce di quanto sta emergendo, si prevedono tempi lunghi per la riparazione e la sostituzione della condotta malorata della città di Trapani. Intanto proseguono i lavori in via sostitutiva disposta dal Comune lungo il tratto di strada nella zona di Milo, dove la ditta Siele, che sta eseguendo i lavori di posa di cavi elettrici per conto dell'Enel, ha causato un gravissimo danno alla condotta idrica comunale, bloccando l'arrivo idrico in città dai pozzi di Bresciana. In questi ultimi giorni i tecnici hanno provveduto a effettuare degli scavi mirati e con l'ausilio di telecamere si è appurato se erano presenti altri tagli nella condotta. Il Comune ha deciso di realizzare un bypass idrico che permetterà in via alternativa di poter riaprire parzialmente la condotta di Bresciana. I lavori inizieranno domani, nel frattempo continueranno gli scavi nella condotta. Nonostante il tempestivo intervento, l'incremento della portata da parte di Sicilacqua e lo sfioro che ha consentito già nel primo pomeriggio di ieri di immettere acqua nelle condutture, alcune zone del comparto Trapani Nova sono rimaste all'asciutto. Il Comune ha invitato i cittadini a conservare le fatture rilasciate dalle ditte che hanno provveduto a far fronte alla carenza idrica con le autobotti. Sarà cura dell'amministrazione intentare a mezzo ufficio legale di rivalersi sulla ditta che ha causato la rottura e il disservizio, chiedendo loro di farsi carico del risarcimento del danno subito alla città, tanto agli impianti quanto allo straordinario acquisto di acqua sia da parte del Comune con Sicilacqua che da parte dei cittadini presso i privati. Ci fermiamo e poi altri servizi, tra questi il ponte sullo Stretto, il via gli espropri, che già stanno facendo sollevare altre polemiche. Sono stati identificati 5 giovani che hanno aggredito e picchiato un 59enne a Villa Bonfiglio ad Agrigento. I ragazzi hanno però raccontato un'altra versione alle forze dell'ordine. Secondo appunto la loro testimonianza, un giovane sarebbe stato colpito con un pugno dall'uomo. Poi la reazione del branco che ha picchiato il 59enne. Adesso a Messina, a metà febbraio, arriveranno le tavole degli espropri per il ponte sullo Stretto, tema caldo in città con un contenzioso giudiziario che si preannuncia elevato e gli avvocati messinesi chiedono il potenziamento del sistema giustizia. Francesco Triolo.
Le procedure per l'avvio del cantiere del ponte sullo Stretto vanno spedite. La prima pietra è programmata la prossima estate, ma già a metà febbraio i tecnici della Stretto di Messina presenteranno tutte le tavole del progetto, in particolar modo quelle legate agli espropri. Il tema più caldo in questo momento in città, perché dagli espropri arriveranno montagne di ricorsi e il rischio, sottolineato dal presidente dell'Ordine degli Avvocati di Messina, Paolo Vermiglio, è quello di un sovraffollamento del sistema giustizia, già in affanno e sottodimensionato negli organici, come ha detto il presidente della Corte d'Appello Luigi Lombardo il giorno dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Forse il primo banco di prova sulla tenuta complessiva, secondo me, della città rispetto al tema del ponte diventerà certamente quello degli espropri. Nella previsione del contenzioso che può nascere, che è fisiologico che nasca attorno a un'opera di questa portata, può essere l'occasione giusta per sensibilizzare l'interlocutore politico a potenziare la giurisdizione. Gli avvocati messinesi chiedono l'aumento della pianta organica dei magistrati, ma soprattutto la realizzazione di una sede staccata del TAR o del Tribunale delle Imprese, perché con tutto quel contenzioso il rischio di compromettere tutta l'attività. Tante volte in passato, quando si parlava di ponte sullo Stretto, si pensava a una sezione staccata di Messina, proprio perché anche il contenzioso di natura amministrativa che rischia di venire fuori da un'opera di questa portata non è di poco momento. Ortofrutticolo di Siracusa adesso, la merce invenduta viene donata alle persone in difficoltà economica, un'iniziativa della Consulta Civica e della Croce Rossa Italiana, un aiuto che si rinnova ogni settimana. Francesco Aloi. Frutta e verdura sono sul banco, quello che rimane invenduto lo si dà a chi è in difficoltà. Le famiglie più disagiate possono venire qui, al mercato ortofrutticolo di Siracusa. Ci sono diversi casotti, se non tutti, che donano frutta e verdura e poi noi di conseguenza le doniamo alle famiglie più bisognose di Siracusa. Merce buona, che anziché andare a finire poi nei cassonetti magari la settimana successiva può dare aiuto a queste famiglie bisognose. Una collaborazione tra Consulta Civica e Croce Rossa, una piccola grande mano d'aiuto per chi ha un basso reddito o per chi un reddito non lo ha proprio. Famiglie giovani, meno giovani, però insomma sono tutte censite sul nostro database e di fatto comunque ogni sabato vengono chiamate, contattate. Ogni fine settimana qui vengono molte persone, ritirano quello che serve, poi una stretta di mano ed un grazie, e se non riescono a spostarsi nessun problema, i volontari arrivano fino a casa. C'è appunto questo servizio, sempre tramite la disponibilità dei volontari, di andarla a recapitare direttamente presso le loro case. L'obiettivo è uno: aiutare. Una breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, vittoria per 3-2 del Messina ieri al Franco Scoglio contro la Virtus Francavilla di Zunno, Emmausso e Frisenna. I gol dei giallorossi che in classifica portano a 6 punti di vantaggio sulla zona play-out. Sergio Colosi. Senza tre quarti della difesa, con tre giovani esordienti e in inferiorità numerica, il Messina centra una vittoria pesante nello scontro diretto contro la Virtus Francavilla. Alle assenze degli squalificati Fumagalli e Ortisi si aggiungono gli infortuni di Pacciardi e Polito, troppo per una squadra che dal mercato ha pescato soprattutto giovani in prestito. L'inizio di gara però è terrificante per i rinnovati pugliesi. L'asse Dutu-Biondi funziona malissimo e i giallorossi bussano 2 volte con successo dalle parti di Branduani, prima Emmausso e poi Zunno per un 2-0 inatteso ma meritato. La Virtus Francavilla si ricompatta mentre il Messina paga le sue leggerezze difensive. In una gara ricca di gol non può mancare il timbro di Artistico, seguito a ruota da Macca. Nella ripresa accade poco o nulla fino all'espulsione di Salvo, che lascia il Messina in 10. Occhiuzzi e il suo Francavilla si accontentano del punto, ma la squadra di un Modica sempre più decisivo e puntuale nelle scelte ci prova e viene premiata da un disattento Molnar, che nel suo retropassaggio costringe Branduani a lasciare la porta. Il resto nella prodezza balistica di Frisenna dai 40 metri, con Monteagudo espulso nel tentativo di evitare il nuovo vantaggio giallo
giallorosso. Gli errori sotto porta di Ragusa e Luciani rendono ancora più appassionanti le ultime fasi del recupero, fino al triplice fischio che consegna un impensabile +6 sui play-out. Da una trasferta all'altra per il Catania, che ha archiviato il pari di Foggia, pensa già al recupero di martedì contro il Picerno. Organico ridotto all'osso per i rossazzurri. Preoccupa l'infortunio di Zammarini. Tonino De Mana. I segnali di risveglio a Foggia ci sono stati, ma la sfortuna continua ad accanirsi sul Catania, che perde pezzi in un momento delicato della stagione e in pieno tour de force, con impegni ravvicinati e uomini da dosare con il contagocce. Dopo il pari dello Zaccheria, i rossazzurri tornano a Picerno per recuperare il match del 20 gennaio scorso, quando a vincere fu il maltempo, con una fitta nevicata che rese impraticabile il Donato Curcio. Da quel giorno, e nonostante la rivoluzione del mercato, il Catania ha iniziato a perdere altri pezzi, lasciando scoperti interi reparti. Agli infortunati Rizzo, Silvestri, Marsura, Sturaro, Mazzotta, Celli, Ciance e Beders si è aggiunto Zammarini, costretto ad uscire dal campo venerdì sera in seguito ad un fastidio al ginocchio. E a Picerno mancherà anche lo squalificato Averi, espulso ingenuamente allo Zaccheria e che di fatto ha indotto gli etnei a difendere con i denti il punticino dopo l'iniziale vantaggio di Rapisarda, una circostanza che ha costretto i ragazzi di Lucarelli ad uno sforzo supplementare ad un organico già ridotto all'osso, e non si esclude che la dirigenza non possa rituffarsi nel mercato e ad attingere dall'elenco degli svincolati. Si vedrà. Intanto non resta che pensare al presente. Alle 14 di martedì sarà comunque il solito Catania, incerottato e battagliero, come vuole Lucarelli e come si augurano i tifosi. Io mi fermo qui, ma restate con noi per seguire la diretta che riparte sulla festa di Sant'Agata in onda su Telecolor, Antenna Sicilia in streaming sulla Sicilia Web. Grazie per l'attenzione e ancora buona domenica.